Ecco, parliamo di questo libro che lei oggi presenta qua ad Agrigento, un libro che parla del quinquennio fascista. Sì, il libro ha il titolo Il collasso di una democrazia e racconta l'ascesa al potere di Mussolini dal 1919 al 1922. È un libro di storia, per 5 capitoli descrive l'Italia di quegli anni e come in soli 3 anni un uomo politicamente morto, uscito letteralmente sconfitto dalle elezioni del 2019, nel giro di 3 anni diventa, se vogliamo riconoscerlo, la soluzione ai problemi italiani. Comunque ha una larga maggioranza in Parlamento, ovviamente senza tacere delle violenze che furono all'origine poi anche dell'ascesa del fascismo, però è un modo per riflettere su quegli anni di storia. Poi c'è un 6° capitolo dal titolo Avviso ai naviganti, che invece prova a riflettere se quello che è capitato 100 anni fa può ricapitare ancora, e da questo punto di vista bisogna, questo è un po' il giudizio finale, né sopravvalutare fenomeni tipo quelli che capitano spesso e volentieri anche nelle nostre città, quindi né sopravvalutarli ma neppure sottovalutare, non sottovalutare ad esempio un episodio come la devastazione della sede nazionale della CGIL di un paio di anni fa, che oggettivamente ricordava e aveva tutti gli stilemi proprio della violenza squadristica degli anni 20 del secolo scorso. Ci può essere un ritorno, considerando anche l'attuale momento politico, io credo che gli italiani hanno dato a una forza di destra, insomma, sì. Quale pericolo si può paventare ai giorni nostri per la democrazia? Se si può paventare, secondo lei? La mia convinzione è che il fascismo, inteso come Palazzo Venezia, il balcone, i Fez, non possa più tornare, appartiene alla storia quel ventennio. E invece ci sono rischi seri in una situazione di fragilità, di crisi delle nostre democrazie, in realtà che ci possa essere un lento scivolamento da forme classiche di democrazia liberale, con Parlamento, Costituzioni, verso forme che i politologi definiscono di democratura, cioè involucro esterno di leggi, regolamenti, Costituzioni, e dentro invece comportamenti di tipo autoritario o semi-autoritario. Bisogna stare attenti e evitare che questo possa accadere, non solo in Italia, anche in altre democrazie. Come valuta il corso della Schlein in questa frazione, periodo anche breve di segreteria? Ma Schlein è stata la risposta a una domanda di cambiamento, una domanda di cambio di passo. Bisogna dargli tempo, nessuno ha la bacchetta magica, neppure lei però ha la grinta, l'intelligenza, la capacità per provare a lanciare una scommessa, è una sfida a questa destra. Non ci si mette qualche mese, qualche settimana, l'appuntamento delle elezioni europee sicuramente sarà un appuntamento in cui potremo verificare quanto alla fine questa domanda corrisponda realmente in un pubblico e in un elettorato più vasto di quello che ha votato alle primarie. Onorevole, Giovanna Iacono qui ad Agrigento alla Biblioteca La Rocca per presentare questo libro del suo collega, un libro che parla degli anni del fascismo di Mussolini. Sì, è una bellissima occasione quella di oggi, che ripeteremo anche domani presso la ex Chiesella Raccomandata di Sciacca, quindi 2 momenti, 2 iniziative che prevedono appunto la presentazione di questo interessantissimo libro del mio collega, anche amico e compagno Federico Fornaro, dal titolo Il collasso di una democrazia, che tratta e prova a farci ragionare, cosa che faremo oggi anche domani, e io consiglio la lettura a tutti voi, a tutte voi che ci state sentendo, ascoltando, nella fase tragica della crisi politico-istituzionale dell'Italia dal 1919 al 22, con la presa del potere di Mussolini. E questa la fase storica di cui tratta Fornaro in questo suo libro, è una fase che ha portato alla marcia su Roma e agli eventi, agli accadimenti storici che tutti conosciamo, con la presa del potere di Mussolini, e quindi
col governo fascista, che poi ebbe durata lunga, come sappiamo, un ventennio pieno che portò insomma l'Italia a una seconda guerra con le conseguenze che tutti conosciamo. Quindi un'occasione fortemente voluta dall'ANPI provinciale, dall'ANPI Agrigento, e quella di domani dall'ANPI di Sciacca, che ringrazio personalmente, e che ci darà l'occasione di stare insieme e confrontarci su quello che è stato questo periodo nefasto per la storia d'Italia, e anche sui rischi attuali e futuri che le crisi sociali, economiche, ma anche politiche e istituzionali, le crisi dei partiti possono far rischiare al nostro Paese e alla nostra nazione. Angelo Lucella, oggi un evento importante, la presentazione del libro di Fornero che parla del fascismo, organizzato dall'ANPI. Sì, noi stiamo in questo momento come ANPI Agrigentina cominciando a riflettere su alcuni anni fondamentali per la storia del nostro Paese. La fine della Prima Guerra Mondiale, quindi il 19 al 22 che porta al fascismo, e poi naturalmente il 43 che è un anno chiave per quello che succederà poi con la Resistenza e con la liberazione. Questi anni col libro vengono esaminati dal libro di Federico Fornaro, che racconta un po' le vicende un po' confuse all'interno delle forze della sinistra e anche delle forze liberali. Un sistema che alla fine non riesce a reggere e alla fine cede le redini al fascismo con la complicità della monarchia. Perché questo periodo? Perché vorremmo che si riflettesse sul un modo spesso della sinistra e di altre forze di avere come nemico quello che è più vicino, addirittura spesso il nemico interno, la battaglia interna fra riformisti e socialisti rivoluzionari determinerà diverse cessioni e una guerra che alla fine depotenzierà il partito che aveva la maggioranza assoluta in Parlamento e depotenzierà anche il sindacato, che era il più grande sindacato d'Italia. Erano forza di governo, non hanno saputo farlo, cioè che hanno impaurito il mondo, si sono divisi fra di loro.